Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, privata, esenzione fiscale. Attesa del giorno in cui morirai. Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. No, vedi che sbaglio. Cioè ci sono anche genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. No, non sbaglio. Però questo è ma che giorno è? Come si può dire? XL version. Quindi siamo versione extended version. Dai, siamo una radio, passiamo i dischi. Intanto gli applausi, poi ovviamente extended version, addirittura version, perché ci mettiamo dentro i convenevoli formulaici, ci mettiamo dentro anche alcune canzoni. Infatti vi ho detto che convenevoli formulaici, genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici. Tante volte i sondaggi sono costretto a leggerli in fretta e furia. C'è il sondaggio SVG. Un tempo l'SVG era la principale fonte di riferimento e si chiamavano non sondaggi, ma rilevamenti demoscopici. Sono rimasto affezionato a quel tipo di denominazione. E poi c'è anche musica per voi, perché un po' credo si presti di più alla fascia oraria, che è un po' di decompressione, un po' perché nei genetriaci, lo sapete, ci sono musicisti, ci sono anche registi o attori di film che hanno colonne sonore meravigliose. Ieri, per esempio, Attenti a quei due, era il genetriaco di Roger Moore. E quindi 2 o 3 canzoni le mettiamo con l'ausilio dei nostri strepitosi tecnici. E poi, vabbè, qua oggi non è roba per tutti, però, non è roba per tutti. Nico, i Velvet Underground, la vediamo anche in La Dolce Vita, lei era una modella. Mi devi preparare, Davide, che saluto saldamente sull'altore di comando e regia tecnica. No, mi devi. Io credo però, se non ti piace, non mi devi più parlare. All Tomorrow Party, con l'accento tedesco di Nico. No, aspetta, no, è chiaro, non è che deve piacere. Però secondo me è un brano che funziona moltissimo. E poi magari anche altri, se ne trovi altri che adesso non mi vengono in mente. Nico, Velvet Underground, quelli di Lou Reed e di Gigi Cale. È stato un gruppo off fine anni 60. Erano un po' ispirati, loro divennero famosi, Davide, perché il loro primo album aveva me la facciamo sentire dopo, te la chiamo io dopo. No, scusa te. Perché il loro primo album aveva la famosa banana disegnata da Andy Warhol, la pop art, quindi secondo me poi erano famosi perché quando hai Lou Reed sei a posto. Tanto Lou Reed lo sanno chi, i 37, 38, poi essendo anziani ho paura che siano diminuiti, ma speriamo che qualcuno abbia rimpiazzato la loro posizione. Ai miei ascoltatori, Lou Reed non è morto, mi raccomando, Lou Reed non è morto, quindi è solo una finzione. Allora, i convenevoli formulaici, per ricordarvi che questa è Radio Libertà. Che giorno è?
quando sono scoccate addirittura ormai le 12:46 in simultanea con voi. A quanti metri saremo adesso sopra il livello del mare? Lo scopriremo solo guardando, ve lo dirò tra pochi istanti. 137,5 metri sopra il livello del mare. Adesso la rilevazione altimetrica non si affida più alla pressione, quindi è più, diciamo, usuale, è più convenzionale, è più solita. Un abbraccio forte alla signora Adrianangela, Clotilde e Carmela. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche, lo ammette pure la Sentassi, o forse no, chi se ne importa, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, la TV, perché questa è anche una radiovisione. Poi c'era un'altra frase dei convenevoli formulaici. Intanto c'è il nostro Lorenzo che dedicalo alle nostre ascoltatrici lo spogliarello, perché così gli ascolti si impennano, perché ascoltatrici e anche ascoltatori, perché lo sapete, io sono inclusivo, quindi spazio a tutti i sessi previsti e non previsti, e credo che sicuramente per le ascoltatrici, ma poi penso anche per certi ascoltatori, lo spogliarello di Lorenzo sia davvero conturbante. C'è anche ormai, ma nessuno fa meno dei tatuaggi, cose da matti. Dicevo, chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate gente, meditate. Poi naturalmente potete continuare a seguirci attraverso la Radio DAB, attraverso il bel sito, attraverso anche, mi raccomando, sul bel sito tutto quello che c'è a 3 euro è tutto per voi. E poi naturalmente anche, prima che mi dimentichi, Twitch, il social di ultima generazione, e l'imprescindibile profilo Facebook. Lì trovate davvero anche in anticipo, potete trovare, sono a disposizione vostra e di tutti, per quanto mi riguarda, ma lo fanno tutti. Andate sul sito, trovate la presentazione delle interviste che faccio durante questa trasmissione. Le pubblico all'alba, nel cuore della notte, ma comunque alcune ore prima. Andate lì, ripeto, sono a disposizione di chiunque le voglia leggere, basta avere la buona volontà. Se non si ha la buona volontà, vabbè, pazienza, il problema non è mio. Già che ci sono, ne approfitto per anticiparvi il calendario, il programma, chiedo scusa, la scaletta che entra in gioco alle 13:30 con Oltre la pagina. Parleremo di intelligenza artificiale con Marco Pietro Lombardo del Giornale, perché lui tra l'altro segue lo sport e segue anche la tecnologia, anche Niantech, un blog proprio sulle novità informatiche, e parleremo di questo. È vero, è successo una settimana fa, però credo che resti. Cioè, i due Nobel, il 91enne John Hopfield e il 77enne George Hinton, sono considerati i papà dell'intelligenza artificiale, cominciarono nell'82, hanno detto: signori, adesso con l'intelligenza artificiale c'è il verso che l'uomo perda il controllo, perda il dominio, diciamo, la supremazia intellettuale del mondo. Francamente è spaventoso. Vi regalo un pensiero, non so se va bene a quest'ora, perché non è un pensiero che possa funzionare da aperitivo, forse da amaro o da digestivo. Io ve lo regalo lo stesso, poi mi confronto con Marco Lombardo che è molto in gamba. Molti hanno tirato in ballo Philip K. Dick, scusate, l'autore di Cacciatore di replicanti, che poi ispirò il famoso Blade Runner. Quando vidi per la prima volta il film Blade Runner, la scena celeberrima, voi l'avete visto Blade Runner, ragazzuoli? Sì. C'è la scena celeberrima, voi umani, no, ho visto cose che voi umani, eccetera. La prima cosa che secondo me ti suggerisce quell'immagine straordinaria, perché c'è l'attore fantastico, lo scenario, la pioggia e tutto il resto, è molto suggestivo. Secondo me l'interrogativo, sapendo appunto che c'è un replicante che ha coscienza di sé, ti viene questo dubbio: non è che anche noi esseri umani siamo delle marionette
creati da un Dio capriccioso che ci ha creati, che ci ha fabbricati a sua immagine e somiglianza per il suo sollazzo? C'è un po' di giansenismo, ma quando mi è venuto questo pensiero 40 anni fa, perché l'ho visto dopo, non quando è uscito al cinema, l'ho visto in una proiezione successiva, perché da noi in provincia i film celebri venivano riproiettati durante l'estate. Questo succedeva negli anni 80, poi negli anni 90 il cinema ha cominciato un po' ad andare in crisi. E 40 anni fa non sapevo cosa fosse il giansenismo, poi mi sono informato e mi è venuto questo pensiero. Adesso ti viene un altro pensiero, invece, pensando a quello che dicono, il pensiero da pensare, come diceva il poeta Paolo Conte. Un altro pensiero da pensare. Praticamente, che brutto questo avverbio, l'uomo crea un Dio che lo soverchia. Siamo noi uomini che stiamo correndo il rischio di creare un Dio che poi ci soverchia. E questo francamente, mi dispiace, va oltre la mia comprensione. Perché fino a che tu hai il dubbio di essere una creatura di un Dio che si diverte con te, di essere un pagliaccetto, c'è un tipo di nichilismo che nasce, che comunque ti lascia una via di fuga, quella del nichilismo. Un Dio che invece creato da te che ti soverchia, non riesco ad avere le misure. Basta, troppo pesante questa riflessione. Invece con il successivo ospite che avremo alle 14.35, un tema un po' più leggero, l'editoria. Come ogni autunno gli editori si lamentano perché c'è l'abitudine, il brutto vizio, il malcostume di scaricare dai giornali in forma PDF, piratare praticamente. E ogni volta dicono che di questo passo un settore già in difficoltà finirà male. Allora, considerando che saranno 15 anni, voi che siete giovani, saranno 15 anni che si possono scaricare i giornali dai siti in modo gratuito. Ecco, considerando che è una quindicina d'anni, avrebbero già dovuto essere scomparsi, sarebbero già dovuti scomparire i giornali. E poi c'è ci sono due punti contraddittori, ipocriti, che mette in luce Matteo Fais, il nostro ospite, il dottoratore.it, facciamo esplodere la banalità, e cioè quali sono. Innanzitutto, quando si parla di democrazia, per favore, non smettiamo l'informazione, il quinto potere, anzi il quarto potere, il potere di controllo. No signori, ve lo dice uno che fa quel mestiere lì. Nel momento in cui tu hai un proprietario, tu fai quello che dice il proprietario, non c'è, perché da lì dipende il tuo stipendio, mica per cattiveria. Cioè, quando c'era l'editore puro che la cui opera era proprio l'informazione, allora sì, faceva informazione pura. Ma quando entra in gioco non i politici, la pubblicità, c'era un dibattito nato negli anni 70, proseguito negli anni 80 e poi scomparso, estirpato completamente, sul fatto che la pubblicità toglieva libertà. Infatti si vide a cavallo degli anni 90 e 2000, quando vennero assegnate quando ci fu la rivoluzione del sistema telefonico, no? Quindi le grandi compagnie che acquisirono diritti, eccetera, eccetera. Intanto erano state valutate queste concessioni miliardi e miliardi e miliardi e furono vendute dal governo Amato per 4 soldi. Mi ricordo che io questa cosa mi fece imbestialire, era il 2000 credo, sì, governo Amato 2000, però chi ne parlò? Ne parlò, mi ricordo, dei bellissimi articoli sulla Padania, non ricordo l'autore, ma erano proprio articoli fiammeggianti, poi basta, nessun altro. E anche la Padania smise presto, chissà come mai. E guarda caso nessuno fece mai nessuna inchiesta, perché i giornali dell'epoca, se andavate a vedere, erano completamente coperti da paginate delle pubblicità sulle compagnie telefoniche. E poi fai un discorso, dici: se io faccio un'inchiesta mi tolgono le pagine. Queste pagine sono la principale risorsa di questo giornale. Ciao libertà. Quindi quando si parla di libera informazione, insomma, c'è qualche giornale rimasto che è un po' più libero di altri, ma siamo veramente non diciamo ai minimi termini. E poi un altro punto, si parla di perdite da parte degli editori. Gli editori in realtà spesso e volentieri hanno anche accesso a risorse pubbliche che arrivano attraverso rivoli più o meno camuffati. Quando non arrivano più soldi chiudono il giornale, quindi
non è che stanno lì, non possono incolpare il PDF. Dai che andiamo con i genetriaci, che mi sono dilungato, abbiamo 4 minuti. Oh mamma mia, oh mamma, mi viene da dirla con... Qui abbiamo il massimo. Arnold Böcklin è un pittore svizzero. L'isola dei morti è l'opera forse più conosciuta, celebre, è un'opera che ti destabilizza. Ne ha fatto, non mi ricordo più, salutiamo il grande Davide, che è stato avvicendato da Lorenzo il Magnifico alla grande, sulla tolla di comando e regia tecnica. Ci sono, non mi ricordo se ho 5 o 7 copie, una l'ho vista fisicamente, materialmente qui a Milano anni fa. L'isola dei morti, non, se vi interessa, se io, per carità, io ve la segnalo, poi chi ha i 36-37, magari qualcuno si è aggiunto, altri sono, come dire, sono scesi dall'autobus per motivi anagrafici. Se voi che mi seguite avete questa bontà, se avete questa bontà sicuramente sapete cos'è l'isola dei morti, cos'è, e chi è Böcklin, ma nel caso ve ne foste dimenticati, vi consiglio, insomma, vi suggerisco, no, dico, l'isola dei morti è sconvolgente, non è destabilizzante, è sconvolgente. E qui proprio oggi abbiamo genetriaci, pam 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 pam, Oscar Wilde. Però, perdona sempre i tuoi nemici, nulla li farà infuriare di più. Bravo, bravo Oscar Wilde, facile a dirsi. Da Dublino, irlandese. Poi ha un cognome che fa venire in mente quelle auto meravigliose, Bugatti. Infatti è della famiglia, credo sia figlio o fratello, ma lui è stato uno scultore fantastico, Rembrandt Bugatti. Scolpiva soprattutto, credo usasse il bronzo, animali, e sto parlando del fine secolo XIX, primi secolo XX, perché poi è morto anche piuttosto giovane, a 32 anni, no? Quindi non è una produzione molto estesa, ma è davvero molto, colpisce molto perché è molto sono molto dinamiche queste statue, sono molto... Poi abbiamo, entra sicuramente nei giochi dell'attualità, ne parleremo anche domani con lo studioso di geopolitica Silverio Allocca. Israele, il fondatore di Israele, David Ben Gurion. In Israele, per poter essere un realista, devi credere nei miracoli. E poi, e poi abbiamo un autore molto, ve lo dico dopo, è un autore, già stato giornalista, scrittore, veneto lombardo, notevole, ha lasciato forse più traccia di sé ai postumi che ai contemporanei, anche se era molto apprezzato. Ve lo dico dopo perché adesso dobbiamo andare all'intervallo.
io non voglio sembrare un passatista, ma mi viene il nervoso. Spotify, per carità, fantastico, quello che vuoi, non lo sopporto perché? Perché non ti mette mai gli originali. Questo sì, la voce era la sua, ma è un remix del tubo, del piffero, no, il suono quel suono, cadenzato, buio, sporco, vagamente sembra quasi delle catene nelle pozzanghere che sbattono nelle pozzanghere, dei Velvet Underground, qua non lo trovi. Quindi mi Giovinotti, è meglio YouTube se volete non fatemi agitare troppo, meglio YouTube se volete sentire veramente le versioni come Dio comanda, come non so se Dio lo comandi, comunque come il buon senso dovrebbe comandare, perché qui è come avere c'è una cosa di una volgarità, mostruosa, del poeta Carlo Monni e non ve la dirò mai. Ehm, diciamo che si parla, di mutande di plastica. Allora, Carlo Monni l'abbiamo visto più volte anche nei film di Benigni. Andiamo avanti. Lo scrittore e giornalista era Dino Buzzati, da Belluno, firma prestigiosa del Corriere della Sera. Il Deserto dei Tartari è l'opera più famosa. Io non invito nessuno, casomai posso invitare a casa mia a bere un bicchiere di vino, un caffè, a mangiare, un piatto di spaghetti. Allora, se la raccolta di raccolte di racconti dove c'è 7 piani. 7 piani, io l'ho letto tanti anni fa, mi ha sconvolto, poi mi ricordo che mi sono messo a leggerlo apposta, 5 anni fa, quasi 6, quando dovevo essere operato e lo farò di nuovo, prossimamente, perché secondo me bisogna entrare nella parte e 7 piani ti fa entrare nella parte. È davvero, grande, grande narrativa. The Voice, mamma mia quanto mi piaceva quella voce, era fantastica. La voce di Nando Gazzolo, sentite ci sto a provà a usare quel tono basso che aveva Nando Gazzolo. Nando Gazzolo, se esiste un al di là e per caso si sentisse evocato dal sottoscritto, mi scuso, sono stato per anni un fan di questa voce, straordinaria. Tra l'altro, se andate su YouTube, trovate anche poesie recitate, lette da Nando Gazzolo. Chi ha una certa età se lo ricorda. Poi, vediamo se riusciamo ad avere, All Tomorrow Party nella versione giusta, ricordando i genetriaci dell'immensa Nico. Ce l'hai? Ce l'hai, All Tomorrow Party, dopo Femme Fatale, ma adesso volevo All Tomorrow Party. Sentiamo se YouTube, come presumo, ci dà la versione quella originale.
se permettete è un altro caso, un altro spot, quindi questa è Underground. Questa è Krista, Afke, tedesca. Mi sovviene così, non ci avevo fatto caso, che una, base, una piattaforma musicale analoga la usarono in un loro brano, credo fosse in Country Life, i Roxy Music. Non sarebbe casuale perché, anche Brian Ferry ha sempre espresso un'enorme ammirazione per Lou Reed. David Bowie lo considerava insieme, indovinate chi? Ve l'ho già detto, è un però dopo ve lo dico. Diceva che i 2 più grandi musicisti del secolo scorso ovviamente, erano Lou Reed e l'altro ve lo Lucio Battisti. Lucio Battisti. Vediamo un po' se c'è una telefonata. No. Allora, andiamo avanti. Casomai Lucio Battisti, vediamo se chiamiamo il nostro Lorenzo, mettimi un Lucio Battisti, mettimi un assaggio di 29 settembre, questo collegamento, questo ponte tra Nico e Lucio Battisti, mi piace moltissimo. 29 settembre di Lucio Battisti. Oggi mi sento musicofilo, no, sono sempre quello. Ecco che fa no, musica, ecco. Ah sì, come al solito. È il problema s sì, è il problema, avete ragione anche voi giovani, è il problema un po' di YouTube. Adesso vai, vai. Ritorniamo sulla terra dopo aver svolato gli spazi siderei della musica e della poesia. Susan Somers, che è scomparsa lo scorso anno, era tra le protagoniste di Tre cuori in affitto, che era il remake americano del Nido di Robin, una serie televisiva, anche lì bisogna essere vecchiotti per ricordarsela, ebbe un successo strepitoso, erano i primi anni 70, credo fosse 75, 76, 77, 76, 77 forse, una serie inglese spassosissima, e poi credo si chiamasse originariamente proprio Tre cuori in affitto, poi Il nido di Robin fu uno spin-off, e poi negli Stati Uniti, i primi anni '80, a loro volta diedero luogo a una serie che era praticamente il remake americano con altri protagonisti, anche quello di grande successo. Poi Margherita,
Ve lo ricordate Beruschi? Oggi è il genetriaco di Margherita Fumero, che iniziò la sua carriera con Macario addirittura. Margherita. Tra l'altro il grande Enrico Beruschi, che è stato più volte anche ospite qui a Radio Padania e a Radio Libertà. David Zucker, l'aereo più pazzo del mondo. E anche una pallottola spuntata, quindi i film che ci hanno fatto, credo, ridere. Che bella topa! Trova! È una delle scene più comiche della storia del cinema, secondo me. Poi parliamo di grande, anzi parliamo di grandissimo cinema, eh, perché sto pensando a uno dei migliori film, non so se del XXI secolo, non vorrei fosse del 1999, Mystic River, ha tra i suoi protagonisti Tim Robbins. Tra l'altro c'erano lui e Sean Penn, gli attori protagonisti. Alla fine, per non scontentare nessuno, come dire, scelsero una cosa un pochino, diciamo, si dice per la quale, cioè diedero a Tim Robbins l'Oscar come attore non protagonista. In quel film sono tutti e due protagonisti, Tim Robbins di Clint Eastwood. Il film, mi dimenticavo la parte più importante, la regia di Clint Eastwood. È un film anche quello ripeto, non so se nel 1999, però io l'ho visto in TV, non l'ho visto al cinema, ed è uno dei film più belli che abbia visto in questo secolo, nel XXI. Poi Lia Celi, che ho scoperto ha vissuto anche a Pordenone, ma porca miseria, e lei scriveva anche su Cuore, la differenza più vistosa tra un DJ e un bancario sono gli orari di lavoro. E abbiamo adesso, hai trovato la sigla che ti dicevo? Allora, oggi è il genetriaco, anche lei ci ha lasciato un paio di anni fa, a 97 anni, quindi veramente un'età importante. Credo abbia fatto compagnia a generazioni e generazioni, soprattutto di signore, era la preferita. Angela Lansbury, la signora in giallo, non so quante centinaia e centinaia di telefilm abbia fatto, ma anche di buona qualità, diciamo una TV di media qualità, prodotti assolutamente dignitosi, con lei che ormai a un certo punto, adesso, avendo anche lui una certa età, se ci fate caso, era difficile distinguere tra Angela Lansbury e Paul McCartney. Allora, sentiamo la sigla allora della signora in giallo, perché solitamente andava in onda più o meno, ce ne sono passati tra la Rai e Mediaset, andava in onda più o meno a quest'ora, in questi orari, soprattutto in estate. Poi era un signora in giallo come se piovesse. Benissimo, allora direi che possiamo chiudere. Vediamo, aspetta, facciamoglielo vedere. Facciamoglielo vedere. Adesso ve lo faccio vedere. Mi raccomando, state pronti, perché ve lo faccio vedere. Almeno coloro che ci seguono, ci seguiscono anche dal digitale televisivo terrestre, o anche su YouTube. No, su YouTube non ci siamo più, mi sembra. Ci siamo, mamma mia. Ecco qua, adesso ve lo faccio vedere perché Lorenzo lo mette in condivisione. No, niente. Non vogliono che io ve lo faccia vedere. Io invece ve lo faccio vedere lo stesso. Eh,
ecco, ma non è quello che voglio far vedere io. Allora, no, questo no, no. Ti ti te lo chiamo io, vediamo, ecco, vediamo se riesco a farvelo vedere. Vabbè. Ve lo faccio vedere così, ecco qua. Metti questo, accontentiamoci di questo. L'isola dei morti. Volevo farvelo vedere. Lorenzo, cosa ne pensi? Ti prendo contropiede. Ho esagerato nel dire che io l'ho trovato, dalla prima volta che l'ho visto, l'ho trovato sconvolgente, però non vorrei aver esagerato, non vorrei essermi. Perché è sconvolgente? Ecco, intanto perché non c'è un perché, è difficile. Poi, questa la figura bianca, che si dirige verso l'isola che dovrebbe essere un cimitero, Ah, ti fa pensare, ti evoca pensieri di oltretomba, di al di sì, là, di sì, mistero. quello è vero, quello è vero. Però no, no, ma non devi darmi ragione perché, magari io certe volte, cioè, come tutti, non penso di essere diverso dagli altri, mi faccio prendere dall'entusiasmo. È un'opera che è molto considerata, cioè io sono rimasto colpitissimo, non ne sapevo nulla, poi ho scoperto che invece è un'opera famosa, nella storia dell'arte. Poi ce ne sono di molte altre più famose ancora, però, va bene, andiamo avanti. Chiudiamo, toglimi la condivisione, altrimenti svelo gli altarini. E io direi 13:20. Andiamo con, vado ad aprire, chiedo scusa, vediamo di trovarli. Vado ad aprire i sondaggetti perché vi ho detto. Allora, non è la chiusura, la mettiamo alle 13:30, vediamo un po'. Allora, intanto c'è una telefonata. Sì, lo sapete, adesso c'è il telefono, aperto. Tra l'altro, allora, un ascoltatore mi ha mandato un link YouTube, ma dalla mia postazione non riesco a aprirlo. Berengario in Subrico saluta e dice: "Perché il Ministero dell'Interno non prende un po' di denaro dall'Aler e lo usa per edificare appartamenti per poliziotti e carabinieri a prezzi calmierati?" Se non sbaglio, Berengario, non vorrei che la memoria mi facesse difetto, ma c'è previsto qualcosa del genere nel decreto sicurezza per aiutare le forze dell'ordine. Non vorrei, so che c'è dell'edilizia per aiutare chi esce dal carcere. Non so adesso, non vorrei fare una sovrapposizione. Comunque, intanto, posso dirti una cosa però, Berengario? Cioè, le case, l'edilizia pubblica deve accontentare, deve servire a tutti coloro che ne hanno necessità, non solo poliziotti e carabinieri, tutti, non me ne vogliono poliziotti e carabinieri, perché se no, perché l'edilizia pubblica, i soldi sono i soldi di tutti. Allora, andiamo alla telefonata. Chi c'è in linea? La voce, la parola, chi ce l'ha? Ciao, buongiorno, mi chiamo Mauro. Buongiorno. Buongiorno. Volevo solo intervenire su questo. Ho sentito che stavi parlando, ti do del quadro di Böcklin, L'isola dei morti, giusto? Sì, esatto. Ecco. No, volevo solo aggiungere un pezzettino. Io sono amante di storia dell'arte. Il quadro, quello di Böcklin, è stato fatto in più versioni, sempre dallo stesso autore. E tra Sì. l'altro la cosa curiosa è che il quadro amato dai più grandi dittatori della storia, nel senso che sia Lenin sia Hitler amavano lo stesso quadro, tanto che Hitler l'aveva fatto, non so se una copia o qualcosa, messa anche nel suo studio. Volevo Mauro, aggiungere questo. Sì? allora intanto ti ringrazio, mi dai una comunicazione che mi terrorizza perché è uno dei miei quadri preferiti. Allora, avevo detto che c'erano, non mi ricordo più se 5 o 7 copie. Francamente non mi ricordavo che fosse il quadro preferito, mi sembra comunque hai fatto bene a ricordarlo perché è un dettaglio molto importante, interessante. Sì, però proprio mi perché terrorizza appunto Sì, evocava questo rapporto tra la morte e la vita ed era molto interessante che sia Lenin che Hitler lo amassero.
Sì, mi, mi hai destabilizzato. Mauro, intanto ti ringrazio. Di nulla, buon lavoro. Quando vuoi intervenire qua, quando si parla di storia dell'arte, di arte, qua i miei microfoni sono non aperti ma spalancati. Grazie Mauro. A presto, ciao. Ciao. Questa mi sembra che sì, mi sembra di averla, non l'ho neanche letta, sentita, non è vero quello che dice Mauro. Io proprio me l'ero completamente scordato, che perché avere gli stessi gusti di Hitler e Lenin, no, no. Anche perché loro erano grandi dittatori, grandi del male, io invece sono solo grande e grosso, ma ciccione, ma non, vabbè, pazienza. Andiamo, grazie a Mauro. Dicevo, andiamo ai sondaggi, come dicevo, ne avevo anche aperto uno, eccolo qua. Mettiamo, se vuoi lo possiamo mettere in condivisione. Demos MP realizzato committente La Repubblica, quindi è un sondaggio di sinistra, quindi chiaramente spostato a sinistra, è un rilevamento demoscopico per la precisione. Allora, quali sono i problemi da affrontare con maggior urgenza? Allora c'è la prima e la seconda scelta, noi riferiamo i valori totali. 40% la sanità, 28% il costo della vita, 19% situazione economica, 17% disoccupazione, 16% tasse, immigrazione 13%, 12% inefficienza e corruzione politica, 12 la criminalità, 12 la qualità della scuola, l'ambiente 11%, la guerra 9%, il terrorismo 2%, il coronavirus, il Covid 1%. E qua direi che possiamo levare. Questo è... E poi ne abbiamo un altro. Questo è l'SVG, credo. Eccolo qua, SVG, committente la 7, quindi sarebbe sempre di sinistra il committente, ma questo è un storico. Fratelli d'Italia 29,3, Partito Democratico 22,3, 5 Stelle 11,7, poi Forza Italia 9, Lega 8,6, Verdi e Sinistra 6,8, Azione Calenda 2,7, Italia Viva 2,3. E quindi Calenda e Renzi, poi più Europa 1,8, c'è anche il Sud chiama Nord 1,3, Noi Moderati 1,1, Pace Terra Dignità 1,1. E poi abbiamo fiducia nel governo Meloni 40%. Ritiene efficace l'operato del governo Meloni 38%, e possiamo chiudere. E poi abbiamo un dato invece Istat, conti economici delle imprese e dei gruppi di imprese riferito per l'anno 2022. Le imprese dei servizi hanno generato un valore aggiunto di poco superiore ai 1.000 miliardi, in crescita in termini nominali rispetto all'anno precedente dell'11,3, più 20% nelle costruzioni, più 9,7 nell'industria in senso stretto, più 11,2 nei servizi. Rispetto al 2019, ultimo anno pre-crisi pandemica, l'incremento nominale del valore aggiunto è del 21,1%. Le imprese sono quasi 4,5 milioni, con un tasso di crescita del 2,6 rispetto all'anno precedente, in linea con l'incremento registrato nel 2021 più 2,5%. Per l'occupazione dipendente l'incremento tra il 2022 e il 2021 è del 4,5%. Rispetto al 2021, un contesto di generale ripresa dei prezzi della produzione, crescono il fatturato più 22,1%, poi il costo del lavoro 9%, Molli in questo momento non mi viene, più 13,8%. Un acronimo? Non so adesso, però sono in contropiede. La crescita è trainata dalle imprese organizzate in gruppi che generano il 66,7% del fatturato totale e il 57,3% del valore aggiunto.
in aumento rispettivamente del 27 e dell'11,6% rispetto al 2020. Questo lo possiamo togliere. Siamo alle 11:28, i genetriaci ve li offro più tardi. Adesso andiamo a fare un breve aggiornamento. Vediamo l'ANSA in chiaro, quella a gratis. Abbiamo Giorgetti, abbiamo la pubblicità in chiaro gratis, ma hai la pubblicità, allora vediamo se si toglie. Eccola qua, adesso la si toglie. Giorgetti, nessuna nuova tassa, non ci sono misure sul catasto, incentivi per chi resta al lavoro. Il ministro dell'economia, sacrificio per banche e assicurazioni, attenzione alla famiglia, arriva il quoziente. Sul fronte delle pensioni, l'innovativo meccanismo di incentivazione alla permanenza in servizio su base volontaria. Sulle accise nessuna stangata, è un impegno europeo, sarà gestito in Parlamento. E poi stop ai test per la facoltà di medicina, si entrerà dopo un semestre ad accesso libero. Potevi fare una battuta triste. Secondo me non fanno più i test perché non li passava nessuno. Anni fa era terrorizzante. A Padova c'erano i dati, sull'esame di italiano c'era un numero di accesso all'italiano, c'era un numero di bocciati mostruoso, c'è gente che aveva fatto la maturità e non riesci neanche a passare. Mi ricordo che qualcuno diceva ma cosa ti serve un test di italiano per fare medicina? Ho capito, ma sinceramente magari per fare medicina non ti serve, ma se la maturità ti fa uscire dopo 5 anni di scuola e di studio e ti fa uscire che non sai neanche scrivere un rigo in italiano, che non comprendi l'italiano, che bene o male è lo strumento di comunicazione principale che esiste in Italia, scritta e parlata, secondo me quella percentuale che dava molto basso la preoccupazione per la scuola è una percentuale che dovrebbe essere molto più alta. La scuola è presente, futuro, è fondamentale, e sta andando a rotoli. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con un professore del CNEL, se qualcuno se me ne ricordate. 13:30, 31, ho sforato, chiacchiera. Adesso ci fermiamo, tra poco intelligenza artificiale con Marco Lombardo. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.